Bene raga, ciao a tutti, il Comandante Veneziano, siamo nella stagione 2004-2005, giochiamo con Chicago, siamo andati a Chicago, abbiamo tre campioni e due giocatori da formare, non siamo ancora da titolo secondo me. Vediamo, noi veniamo dal quarto titolo vinto su 6 finali perché abbiamo vinto, facciamo il recap. 2 con Vancouver, ma una sconfitta, e 2 con Boston, ma una sconfitta, quindi 2 sconfitte e 4 vittorie. Cominciamo, la prima chiaramente la giochiamo, abbiamo Veneziano, LeBron James e Charles Barkley a fine carriera non è più giovanissimo, però 89 ancora di Hoover non è male. Abbiamo LeBron che sta sbocciando, ha già vinto l'MVP al primo anno. Dopo chiaramente come centrale abbiamo Varejao e Ben Gordon, che è una matricola, sarà un po' dura. D'altra parte c'è Kobe che forse è il massimo del suo splendore, un Shaquille O'Neal un po' in calo, Jamison non male, Mike Bibby non male, insomma. Però il campionissimo veneziano sbarca a Chicago, obiettivo far dimenticare il re Hirnes, Michael Jeffrey Jordan. Eccolo qua LeBron. Qua c'è la grande sfida anche perché tanti dicono che c'è una rivalità in realtà tra veneziano e LeBron, tra il Chosen One veneziano e il Chosen One eh, americano. James, vedremo, vedremo. Tanto veneziano saluta Kobe che ha distrutto in finale con Boston. Los Angeles ha perso in finale perché mancava questo signore qua, Shaquille O'Neal. Vediamo, Los Angeles è una delle favoritissime quest'anno con veneziano che è andato via da Boston. Vediamo se veneziano riesce a portare Chicago a vincere il primo anno, ragazzi. Vuol dire che veramente è la fine per la National Basketball Association. Intanto qua subito Shaquille O'Neal. Ecco il Cube. Charles Barkley che dopo tanti anni va via da Phoenix. LeBron. Veneziano. E parte malissimo Veneziano. Subito tripla per il talentissimo su assist di King James. Vediamo sta prima partita, facciamo chiaramente fino al sesto minuto, mamma mia, O'Neal, e dopo chiaramente simuliamo la regular season e che voglio vedere insomma lo stile dei Bulls. LeBron, vediamo King. Fallo su LeBron. Io non ho capito una cosa, se invecchiando i giocatori cambiano, questo devo vedere, se Kobe poi meno con meno capelli, potrebbe anche essere. Ecco, mi ha distratto la notifica. Kobe sbaglia, veneziano va al rimbalzo. Mamma mia ragazzi, The Chosen One. Come un cazzo di fenomeno. Kobe. Boom. Solo rete per The Black Mamba. No, bruttissimo errore qua di veneziano, errore inaccettabile forse, oserei dire. O'Neal sembra bello in forma, O'Neal vuole riscattare purtroppo il fatto che non ha potuto giocare le finals. In una recente intervista afferma: veneziano è un buffone, con me era 4-0 in lei. Boh. Partenza un po' di merda di Sir Charles. Fallo sulle di LeBron, Varejao si arrabbia. Non avevo ancora visto neanche Ben Gordon per il momento. Forte Los Angeles, vedo che sento che la squadra sera del debutto, bella sta roba in basso a sinistra.
Bravo Varejao. Sta cambiando l'NBA, sta cambiando. Mamma mia ragazzi. No, ma cosa combiniamo? Mamma mia, inizio a dir poco agghiacciante per i Bulls. Hey Kevin, hey, I talked to the Lakers head coach. He said he honestly doesn't know what to expect. This is the first meeting between these two teams this year. Mamma mia. Los Angeles But he told me sembra sometimes we have to veramente work our best, potente. relying on our instincts and awareness at the offensive end. Kevin, we'll see if that holds true. Non ne stiamo azzeccando mezza. Disastro assoluto. Facciamo fino al sesto minuto, ragazzi. Veneziano stoppatelo ancora O'Neal. Mamma mia. Si vede che l'affiatamento è al 5%. Finora Barkley disastroso, ma anche Ben Gordon mai visto per il momento. Non c'è proprio intesa. Ben Gordon. Vale. Non è. Mamma mia, stiamo prendendo una scopola, raga. Se è così tra la regola season andiamo anche ai playoff. Niente, beh, ma ragazzi. Charles. Oh, là. Primi punti per Sir Charles. O'Neal o sbaglio, oh, finalmente un doppio errore di Shaquille O'Neal. Attenzione, boom boom, King James, triplone. Bravo Varejao. Errore di Gordon. Abbiamo ancora un minuto per questo inizio di stagione con Chicago. Bravo Kuma. La matricola Gordon. Ben Gordon, signori. Da 3 siamo ancora forti. Vai. Ultima azione, poi finiamo questo debutto. Doppia di fila, madonna ragazzi, anche Gordon tira bene. Perfetto, adesso vediamo. Chiaramente se c'è da intervenire interveniamo. Abbiamo recuperato alla grande queste triple consecutive. Però lo sa, sembra più forte, lo sa, sì. Massacro puro, va bene, va bene. Raga, ci becchiamo dopo la regular season. Ragazzi, come potete vedere, stagione non facile, 45-36. Andiamo a vedere le classifiche. Qualche infortunio di troppo per Veneziano sto anno, chiaramente la schiena che è il mio punto debole, ma sì, non penso di vincere l'MVP. Classifiche NBA, siamo ai playoff, ma di poco, raga. Boston domina giustamente. Boston ho lasciato una grande squadra per questa scommessa. Voglio far grandi Bulls di nuovo dopo Jordan. Non sarà facile. Ci vorrà più tempo forse rispetto a Boston, vedremo, perché c'era un Kevin Garnett mostruoso. Andiamo. Ma no.
Ok. Ragazzi, MVP proprio KG, Kevin Garnett. A Boston potevamo aprire forse una dinastia mostruosa, ma al veneziano non piacciono le cose semplici. Matricolo dell'anno vince Devin Harris. Sesto uomo Chris Bosh. Difensore Kevin Garnett, mamma mia, stagione mostruosa di Kevinaccio. Carlos Boozer, giocatore più migliorato. Matt Gukas, allenatore. Lewis Meyer, amministratore. E si gode. E adesso noi siamo neanche nel secondo quintetto, siamo nel secondo quintetto, va bene. Playoff Phoenix, Portland, San Antonio, LA quinta ai Lakers, Minnesota, Sacramento, Memphis, Clippers. Dall'altra parte Boston, Miami, bellissima, Philadelphia, New Jersey, Atlanta, Chicago, Cleveland, Cavaliers, New York, Knicks. Ok. No. Vediamo. Gara 1, si gioca ad Atlanta, ragazzi. Possibile che veramente possiamo, come si dice, uscire anche al primo turno. Io vi avviso, infatti, prendiamo subito gara 1 malissimo. Gara 2, per il fattore campo continua ad Atlanta. Mamma mia. Ragazzi, Chicago non sembra ancora minimamente pronta. Vediamo allo United Center di Chicago, ma ragazzi la situa è alquanto dura. Potrebbe essere, diciamo, la fine del regno veneziano. Mamma mia, ragazzi, umiliati. Proviamo ovviamente a entrare perché dobbiamo un attimo cambiare le cose. Cerchiamo di fare una bella partenza. Mamma mia, che total disastro. Veneziano e LeBron si guardano un po' sconsolati. Inizio disastroso di stagione. Primo anno sembra buttato ormai, per il super veneziano. I due prescelti, diciamo. Barkley, Smith, McDyess, James, Harit Gordon, James, Barkley, Varejao. Sembra anche una grande squadra i Bulls, ma sembra una grande squadra, ma forse appunto sembrano. King James. Vai. È quasi andata praticamente la serie. United Center di Chicago. Subito. Siamo 3-0 per Atlanta, praticamente è andata. Qua serve veramente il talentissimo Varejao, bravo. Mamma mia. Poi sarà duro anche fare colpi il prossimo anno, eh? Faccio proprio fatica. Sento proprio la squadra, ragazzi, pesante, pesante. Ok, bravo Sir. Gordon. Barkley. Yes. Ok, Barkley è riuscito comunque a vincere con Phoenix. Non c'era ancora il Cume come giocatore, era solo allenatore. No, no, madonna, mamma mia che mattone. Signori veneziano non sembra esserci. Però questi sono i campioni. Eccolo qua il campione. LeBron. LeBron sbaglia purtroppo. Peccato. Bravo Varejao.
Vai Ben. Bravo Charles. Mamma mia ragazzi, ma veramente non siamo capaci di tirare? Bravo King. Pick and Come, serve il classico pick and Come. Niente. Perde palla Varejao, incredibile. Da fare. Disastro da Chicago, LeBron chiama il time out. Veneziano non c'è proprio, chiaramente si è presentato come l'uomo che farà dimenticare Michael Jordan. È stato un po' più tranquillo da questo punto di vista King James. Niente, no, proprio non c'è ritmo. Non c'è ritmo, signori, non c'è ritmo. Fanno quello che vogliono, fanno quello che vogliono. Salutiamo il primo turno, i playoff 2005. Chiunque fa tiri che sono mattoni. Sentiamo mugugnare i tifosi, giustamente. King. Il King. Finalmente qualcuno mette qualcosa. Mamma mia raga, veramente la squadra non esiste. Fallo di frustrazione di King. Sentite i fischi allo United Center. Che non facciamo una giocata. No, fiori. Eliminazione giustissima al primo turno, salvo miracoli. Bravo Charles. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Niente, dopo non ho difesa ragazzi, lo sapevo. Una squadra deboluccia da questo punto di vista. Iguodala. Bravo. Per me la squadra ha un grossissimo potenziale di campione, ma... No dai, non ci siamo, non ci siamo. Eliminazione purtroppo sacrosanta. Va bene. Bulls eliminati. Veneziano se ne va senza lasciare dichiarazioni. Chiaramente i Los Angeles vanno fuori, niente. Ormai secondo me non vinceranno più. Perché... Ok, ragazzi, Boston scarsa. A Boston, San Antonio, sono loro le regine ancora. Oh, incredibile, incredibile. Boston vince ancora anche senza Veneziana. Gli ho creato un squadrone, cazzo. Attenzione, striscioni da Boston, anche senza il Cume. Noi vinciamo. Purtroppo, è vero. Raga, ho saluto il commentatore veneziano, adesso dovrò capire bene come fare per la prossima stagione. Ci vediamo la prossima stagione, l'appuntamento
sarà già con le rose complete, vediamo un po' cosa fare. Magari farò vedere un attimo il draft, le scelte del draft 2005. Raga, saluto il commento del veneziano. Ciao!